Mezzogiorno in punto, buona giornata, ben trovati da Focus TG, dalla redazione di Rete Veneta, giornata ricca di spunti sotto tanti aspetti, a cominciare ovviamente dai dati del Covid, di cui ci darà conto il presidente della regione Luca Zaia nel collegamento da Marghera alle 12.30, giornata importante dal punto di vista politico perché sta iniziando in questi minuti, anzi possiamo far vedere la web TV della Camera dei Deputati, è convocata appunto la prima Camera del Parlamento per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa sera intorno alle 20 è previsto il voto di fiducia della Camera, ma le incertezze riguardano soprattutto la giornata di domani, il Senato, dove i numeri della maggioranza sono più risicati. Parleremo anche di Città della Cultura perché stamattina è stato emesso il verdetto. Dobbiamo però partire dalla cronaca, una cronaca drammatica che ci porta nelle campagne dell'Alta Padovana a San Giorgio in Bosco con Guido Barbato insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno a entrambi. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Sì, a Lobia di San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, alle 7.45 si è udita una fortissima esplosione seguita dalle fiamme che hanno avvolto la villetta che vedete alle mie spalle. All'interno c'erano due anziani coniugi di 87 e 84 anni, Enrico e Norma Fontanella. Per loro purtroppo non c'è stato scampo, le fiamme li hanno uccisi, il marito si trovava quasi di certo nella zona del soggiorno, la moglie invalida da alcuni anni era ancora a letto. Che cosa sia successo? Le cause sono ancora da accertare. La prima impressione è quella che ci sia stata una dispersione di gas dentro la villetta, il cui impianto di riscaldamento era alimentato da una grossa bombola di GPL, gas di petrolio liquido, e che probabilmente questa dispersione ha saturato uno degli ambienti. Al primo innesco domestico qualsiasi di tutte le mattine, come accendere un interruttore, accendere qualcosa che riscaldi, qualcosa per la colazione, c'è stato questo grosso botto. Il botto è stato udito nei dintorni della frazione. Ci troviamo in via Sant'Antonio, a 100 metri dalla chiesa della frazione di Lobia. Alcuni operai hanno provato anche a correre verso la villetta dei coniugi Fontanella, ma era pressoché impossibile e molto pericoloso entrare. I vigili del fuoco sono arrivati in gran forze, 16 operatori, 2 mezzi, anche l'unità che rileva i possibili inquinamenti, e hanno trovato appunto a terra nel caso del marito, del signor Enrico, 87 anni, e della signora Norma invece a letto, 84, i due corpi purtroppo ormai senza vita a causa delle fiamme e probabilmente anche del fumo respirato. E i due anziani non erano, se abbiamo ben capito, esattamente originari di qui, almeno uno dei due, forse la signora era della provincia di Verona. Prima della pensione lui era un agente di commercio nel settore alimentare e da qualche anno nella loro vecchiaia svernavano all'estero, avevano un po' questa abitudine, così ci hanno raccontato alcuni vicini, di trasferirsi alle Canarie per mantenere la temperatura e il clima ed evitare il freddo e l'umidità delle nostre zone. Questa cosa poi nel tempo si è un po' attutita perché appunto la signora qualche anno fa si era ammalata gravemente e questo aveva costretto entrambi i due anziani ultra ottantenni a rimanere qui a Lobia di San Giorgio in Bosco. I loro cadaveri sono già stati rimossi pochi minuti prima che battesse mezzogiorno, perché a quanto pare sulle cause del decesso non ci sono dubbi da parte del magistrato. Queste sono le notizie principali, erano piuttosto stimati e ben voluti anche per questo loro coraggio e forse anche il tenore di vita che poteva permettergli di allontanarsi da San Giorgio in Bosco durante i mesi invernali. Ecco Guido, vedo che la zona è di campagna, però proprio a fianco della villetta dove sono morti questi due anziani ce n'è un'altra che immagino sia stata anche scossa fisicamente dall'esplosione. Sì, e non solo, perché ci abita un nipote dei due coniugi, quindi scossa anche dal punto di vista, così ci hanno riferito almeno i vicini. Affettivo, certo. Affettivo, sì, e poi ci sono alcuni insediamenti produttivi, siamo in quelle zone un po' miste in cui c'è sia campagna che alcuni capannoni
Questa è un po' la collocazione di questa tragedia, davvero causata probabilmente da motivi che ora attendiamo anche da parte di un funzionario dei Vigili del Fuoco che si trova ancora all'interno, per capire appunto se può essere stato un guasto, se può essere stato, si esclude comunque, ecco, l'importante è questo, si esclude il gesto volontario. In forze sono arrivati, il fatto è avvenuto questa mattina presto, o comunque già Sì. col sole elevato, vedendo le immagini dei Vigili del Fuoco. Sì, l'allarme è scattato alle 7:44, quindi insomma è venuto quindi a sole già elevato, però i due anziani non hanno avuto scampo, questo è quanto ci hanno riferito. Anche il sindaco Pettenuzzo è passato di qua perché è stato nelle vicinanze per molto tempo nella zona della tragedia, ci ha riferito anche questo fatto che appunto purtroppo dalle prime informazioni che ha ricevuto dalle squadre dei Vigili del Fuoco, i due anziani non hanno avuto scampo. Ecco, ricordiamo i loro nomi, Guido, così... Sì, ecco, ve li ripeto, sono i signori Enrico e Norma Fontanella di 87 e 84 anni, residenti via Sant'Antonio, località Lobia di San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, insomma sappiamo più o meno tutti dov'è il San Giorgio in Bosco. Insomma. Dunque, sarà ovviamente una notizia con ulteriori approfondimenti nei nostri telegiornali di questa sera. Intanto vi lasciamo al vostro lavoro. Guido Barbato con Cristian Roque Allende, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Grazie, dunque abbiamo aperto questa giornata, questa settimana con questa drammatica notizia, appunto ne avremo ulteriori approfondimenti nei telegiornali di questa sera, 87 e 84 anni. Parleremo tra poco anche dal Vicentino di altri incendi e di cronaca. Andiamo però alla situazione del Covid con il bollettino di ieri pomeriggio delle ore 17, attendiamo poi alle 12:30 i dati di questa mattina. Nel fine settimana tra venerdì e sabato i bollettini sono stati un po' così zoppicanti, diciamo così, perché i dati, soprattutto quelli di sabato pomeriggio, sono stati poi aggiornati nel corso della serata. Allora vediamo la situazione al pomeriggio di ieri. Si continua a scendere, siamo scesi sotto quota 70.000 attualmente positivi, una quota che avevamo toccato più o meno 2 mesi fa, intorno al 20 di novembre, ma 2 mesi fa la curva stava ancora impennando, adesso insomma sta scendendo velocemente, forse più velocemente di quanto ci si aspettasse. Continua a salire invece la conta dei morti e abbiamo superato un'altra soglia importante che è quella degli 8.012 per la precisione. I guariti salgono a 220.617, questa è la colonna che adesso cresce più velocemente e aspettavamo appunto questo sorpasso dei guariti nei confronti dei positivi. Vediamo che la situazione dei ricoveri, anche qui si registrano ulteriori 2 segni meno 34 in area non critica, totale 2.683, meno 6 in terapia intensiva, totale 349, c'è però la casella drammatica dei decessi che è di più 26 tra ieri mattina alle 8 e ieri pomeriggio alle ore 17. Comunque la situazione dei ricoveri è confermata in calo, tanto che sembra si stia pensando a riaprire alcuni reparti diciamo ordinari, quelli che erano stati temporaneamente chiusi proprio per dare spazio al Covid. Vediamo graficamente anche queste due curve. Questa è quella degli attualmente positivi e insomma ormai dall'inizio di gennaio la curva continua a scendere. Certo, prima di arrivare ai livelli di fine settembre ce ne vuole ancora. Se la discesa è questa ci vorranno ancora alcune settimane, però si continua. Saranno gli effetti delle restrizioni di Natale, saranno tante cose. Adesso c'è anche il vaccino, tra l'altro in questi giorni cominciano a essere somministrate le dosi di richiamo, ma sapete che c'è un problema col Pfizer che ha ridotto le consegne, quindi vedremo anche come gestirà la regione questa situazione. La curva dei ricoveri, anche questa in diminuzione, aveva sfiorato quota 4.000 in totale, pur con delle oscillazioni, insomma adesso la discesa sembra essere diciamo più convinta e convincente. Questo dunque per quanto riguarda la situazione Covid. Prima della pubblicità do anche la notizia che riguarda la decisione della scelta
per la capitale italiana della cultura 2022. C'era in lizza anche la veneta Pieve di Soligo, purtroppo non ce l'ha fatta perché la giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni ha scelto Procida, isola del Golfo Campano. La designazione si è svolta alla presenza del Ministro per i Beni e Attività Culturali e Turismo Dario Franceschini. Oltre appunto alla vincitrice Procida Pieve di Soligo c'erano Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Taranto, Trapani, Verbania, Lago Maggiore e Volterra. La cosa curiosa è che la comunicazione è arrivata non con la classica busta sigillata, ma tramite un WhatsApp del presidente della giuria al ministro Franceschini. Meritavano tutte, ha detto il professor Baia Curioni, ci hanno sfidati per qualità, e quel che è importante è che tutti questi territori si sono affidati alla cultura per il loro sviluppo. Noi speriamo in un meccanismo di emulazione da parte di altri territori. Dunque, con questa notizia facciamo la prima pausa musicale, poi andremo a Vicenza. Ancora ben trovati in Focus TG dopo la pausa pubblicitaria, non musicale, come ho detto erroneamente prima. Tra poco il collegamento con Gabriella Basso, redazione di Vicenza, perché c'è altra cronaca da raccontare appunto anche dal territorio iberico. Intanto vi do conto di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova. In occasione dei primi saldi ha effettuato una serie di controlli anticontraffazione al locale Centro China in Grosso, scoprendo 12 milioni di articoli importati illegalmente dall'estremo oriente, collane, catenine, braccialetti potenzialmente pericolosi per la salute, una volta indossati a contatto con la pelle. Tutto è stato sequestrato e ritirato dal mercato da parte delle Fiamme Gialle. I responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio e sanzionati per 30.000 euro. Dunque, Vicenza, ancora cronaca, ma non solo, con Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te telespettatori di Rete Veneta. Allora, partiamo purtroppo anche qui da un incendio. Dalla cronaca, sì, partiamo da un incendio perché poco dopo l'1 di notte a Malo c'è stato un incendio all'interno di un'abitazione, una piccola palazzina all'interno di un appartamento dove è rimasto anche in un momento imprigionato, diciamo così, un ragazzo di 30 anni. Ecco, vedete le immagini, l'incendio è partito proprio dalla cucina, bisogna capire ancora le cause perché era l'1 di notte, quindi non c'era certo la pentola sul fuoco, ma probabilmente qualche causa tecnica che ha portato alla scintille e quindi poi all'incendio. Il ragazzo era nella camera a fianco, è rimasto imprigionato dal fumo, dalle fiamme. Sempre in queste situazioni qua c'è anche molto panico e i vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a portarlo all'esterno, a soccorrerlo e subito ovviamente dargli l'ossigeno per poter respirare in maniera adeguata. Fortunatamente però poi insomma, l'incendio è stato circoscritto senza danni ad altre situazioni. E poi c'è anche la storia successa ieri pomeriggio invece sul Monte Sumano, dove 2 ragazzi 18 e 16 anni sono rimasti praticamente all'agghiaccio. Vedete qui sono le immagini dei soccorritori del soccorso alpino, sono rimasti praticamente bloccati all'interno, sono saliti sul monte non seguendo i percorsi normali ma seguendo i percorsi dei canali. A un certo punto non sono più riusciti né a scendere né a salire perché avevano solo gli scarponi normali e quindi sono riusciti a portarsi in un punto dove hanno potuto mandare un messaggino e avvisare le persone che li stavano aspettando, che hanno dato appunto l'allarme e ha chiamato i soccorsi che sono saliti, hanno 5 ore di strada tra il ghiaccio per riuscire a raggiungerli e poi portarli sani e salvi a terra. Ovviamente. Ecco, questo ripeto quello che ad ogni stagione invernale o estiva dice il soccorso alpino, che in montagna bisogna andare adeguatamente vestiti, dalle calzature fino alla testa. E soprattutto magari seguire quelli che sono i sentieri, i percorsi, non avventurarsi magari in percorsi non adeguati, come in questo caso, perché essendo dei canali erano ghiacciati, come in questo momento anche i vigili del fuoco stanno intervenendo ad Asiago per lastroni di ghiaccio, perché tutta la neve che è caduta adesso
con il freddo che c'è stato, chiaramente si è trasformata in lastroni proprio di ghiaccio e da dover intervenire perché sono molto pericolosi e cadono dalle abitazioni. È presente se questi ghiaccioli enormi che sono pericolosissimi. Infatti, e su questo proprio anche il soccorso alpino, i vigili del fuoco stanno lavorando molto da molti giorni proprio nelle zone di montagna dove di neve ne è caduta tanta. A proposito di clima e di aria, Esatto. vediamo un cielo azzurro sopra di te, ma non solo sopra di te, un po' in tutto il nord Italia, mentre il freddo russo sembra stia colpendo dal centro al sud Italia. A proposito di aria, Gabriella, finalmente una buona notizia. Sì, c'è una buona notizia perché sapete l'anno scorso Vicenza aveva la maglia nera proprio per l'inquinamento dell'aria e invece possiamo dire che proprio questo freddo, questo gelo, forse anche magari, forse meno macchine in circolazione, insomma tutto l'insieme, ma sicuramente anche probabilmente l'intervento di questo cambiamento climatico, questo vento, il freddo, hanno portato il cielo più azzurro e soprattutto l'aria più respirabile. Pensate che erano 9 anni che non si arrivava ad avere questo tipo di situazione, quindi diciamo una cosa positiva sicuramente per la città di Vicenza. Bisognerà vedere quanto resisterà ovviamente questa situazione positiva. Noi abbiamo sentito a riguardo anche l'assessora all'ambiente di Vicenza, sentiremo nelle telegiornali di questa sera quali sono le prospettive, anche perché vi ricordo che sono attive quelle che sono le regole per il divieto di circolazione per determinati autoveicoli, perché nonostante il lockdown o semi-lockdown, insomma, rimangono in vigore queste norme. Benissimo, allora aggiornamenti su queste e altre notizie nel TG di questa sera di Vicenza. Grazie Gabriella, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Nel frattempo vediamo ancora, apriamo la finestra sulla web TV della Camera perché è iniziato l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, comunicazione che appunto fa alla Camera, domani farà al Senato, questa sera è previsto il voto di fiducia alla Camera. Ancora pausa pubblicitaria per noi, tra poco ancora con Focus TG. E 23 ancora ben trovati in Focus TG, tra 7 minuti salvo ritardi che spesso possono capitare, ci collegheremo con Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid, li darà ovviamente il Presidente della Regione Luca Zaia con qualche commento anche che riguarda le scuole. Sapete che il CTS ha detto che da oggi si può tornare a scuola, in Veneto invece succederà dal 1° febbraio, salvo ripensamenti. Zaia ha detto di voler leggere nel dettaglio il provvedimento. Alcuni TAR regionali invece hanno dato torto alle regioni che avevano deciso, come il Veneto, di tenere le scuole superiori in didattica a distanza fino a febbraio. Ne capiremo di più tra poco. Intanto parliamo anche di sport con il nostro Alex Giuliano. Buongiorno Alex. Buongiorno Mirko, buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque, calcio fermo o quasi fermo, insomma, parliamo evidentemente di quello dilettantistico. Qual è la situazione? Si pensa a ripartire prima o poi? Allora, situazione in divenire, Mirko. Sappiamo, chi segue Sport in Casa, chi segue i nostri programmi di informazione sa che a inizio gennaio è stato eletto il nuovo Comitato Regionale Veneto con il terzo mandato in carico a Giuseppe Ruzza, e adesso si può lavorare sulla pianificazione. Come stanno le cose? Si diffondono un po' di fake news, un po' di confusione in giro, noi cerchiamo di riannodare un pochino i nodi. La prima notizia da dare è che anche in zona arancione, come è il Veneto attualmente, gli allenamenti sono consentiti. Chiaramente stiamo parlando di allenamenti individuali, quindi nulla a che vedere con partitelle piuttosto che uso degli spogliatoi e delle docce, ma individualmente le squadre possono allenarsi. Questo per quello che riguarda dall'eccellenza in giù, perché sappiamo che la Serie D sta giocando regolarmente e si sta allenando regolarmente. Quindi rispondo anche alle tante mail che arrivano qui in redazione che ci chiedono delucidazioni a riguardo. Gli allenamenti sono consentiti e consentiti anche gli spostamenti fra comuni
per andare ad allenarsi, purché chiaramente venga tutto giustificato con l'autocertificazione. Ecco, i dati dei contagi stanno scendendo, si spera che prima o poi possa tornare almeno un po' di pubblico negli stadi, insomma dalla Serie A in giù, nei palazzetti per quanto riguarda gli sport al chiuso. Siamo anche nell'anno olimpico, quindi insomma sarebbe un peccato non avere il pubblico. Tra poco ci sono i mondiali di sci a Cortina dall'8 di febbraio. Per quanto riguarda appunto il calcio cosiddetto minore, c'è una speranza di ripartenza reale? Allora, per quanto riguarda il calcio, oggi è una giornata importante perché in federazione si parlerà del futuro dell'eccellenza. Ora, noi abbiamo raccolto alcune informazioni direttamente dagli organi federali che ci dicono che qualora dovesse ripartire il calcio dilettantistico dall'eccellenza in giù, ripartirebbe tutto e non solo l'eccellenza come ipotizza qualcuno. Al momento la situazione è questa: la priorità è data al ritorno in campo per quello che riguarda gli allenamenti di gruppo, cosa che se la situazione dovesse rimanere questa potrebbe accadere verso la metà fine di febbraio. Da quel momento si comincerà a parlare di ritorno in campo a tutti gli effetti con i campionati. Ora verrà disputato solo il girone d'andata, quindi mancano attualmente circa 10-11 partite da giocare, più i recuperi di quelle partite che non si sono giocate nei mesi scorsi. I tempi tecnici per completare questa stagione così anomala ci sarebbero, perché insomma tornando in campo anche a marzo con i recuperi e da aprile in poi con le 10-11 giornate di campionato si potrebbe finire tutto all'incirca intorno al mese di giugno o addirittura ai primi di luglio. La speranza c'è, sono tante le società che chiedono un ritorno in campo, addirittura in Campania, in Liguria è partita una petizione online per raccogliere firme a supporto di questa voglia di tornare in campo a tutti gli effetti. Qui in Veneto Beppe Ruzza, il presidente del comitato regionale, ha sottolineato più volte che l'intenzione di ripartire c'è. Chiaramente siamo legati alla situazione epidemiologica, sono cose che possono essere smentite anche domani, ma per ricapitolare il tutto, allenamenti sì, il prima possibile, ritorno in campo da valutare. Certo che c'è una deadline, Mirko, perché non si può poi aspettare più di tanto. Se entro marzo non si riuscirà a dare delle date certe e a tornare in campo a tutti gli effetti, in quel caso, insomma, lo scenario più probabile potrebbe essere quello di veder annullata l'intera stagione sportiva e quindi si ripartirebbe l'anno prossimo con un copia e incolla di quello che era insomma la situazione a inizio settembre. In un minuto però ti chiedo di toccare anche l'aspetto economico, perché molte società piccole o piccolissime insomma fanno fatica a reggersi. Assolutamente sì, gli sponsor fanno fatica appunto a supportare l'attività sportiva perché chiaramente la priorità è data al lavoro, all'azienda, ai dipendenti. C'è chi ipotizza la sparizione del 15-20% di società sportive in vista della prossima stagione sportiva. Beppe Ruzza e gli organi federali qui in Veneto sono abbastanza convinti che non si raggiungeranno quelle percentuali, ma comunque ci sarà un calo delle iscrizioni. Attenzione al capitolo fusioni, perché per superare le difficoltà economiche tante piccole società stanno pensando di appunto unire le forze e quindi creare magari da una o due società piccole un unico polo sportivo. Potrebbe succedere anche questo, ma la situazione adesso è tutta in divenire. La priorità è capire se si riprenderà con gli allenamenti e se ripartirà la stagione. Un flash, l'ospite di stasera, ore 20 circa. Ospiti di stasera, puntata imperdibile perché abbiamo proprio Patrick Pitton, l'ex vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Veneta, adesso è consigliere in attesa che vengano definite insomma le nuove cariche, però insomma è persona assolutamente informata sui fatti, quindi ci darà tante anticipazioni, ci spiegherà tante cose. Grazie Alex Giuliano, grazie a voi. Buon lavoro. E noi alle 12:30 puntuali, quindi siamo stati perfetti nei tempi, vediamo qual è la situazione a Marghera, vedo ancora dei movimenti nell'anteprima, ma credo che ormai sia quasi tutto pronto per gli aggiornamenti. Allora, la prevista riduzione è un'ANSA che vedo adesso, la leggo con voi. La prevista riduzione della fornitura delle dosi di vaccino annunciato dalla Pfizer costringe l'azienda ULSS 2, marca trevigiana, ad annullare il V-Day, il secondo, inizialmente fissato per il 23 gennaio, data in cui, grazie ad un'intesa con sigle di categoria della professione medica,
AstraZeneca. La dose avrebbe dovuto essere somministrata a 6.000 persone. Ne ha parlato oggi il direttore generale dell'ULSS-2 Francesco Benazzi incontrando la stampa. Domani arriveranno 3.510 dosi, la metà di quanto era stato destinato all'ULSS-2. Da oggi alla fine del mese perciò sarà utilizzato il farmaco disponibile solo per somministrare la seconda dose, quella di richiamo, a chi è già stato vaccinato una prima volta, per non vanificare la prima iniezione. Dovremmo rinunciare ad avviare le vaccinazioni alle prime fasce di ultra ottantenni. C'è già dunque qualche inghippo per quanto riguarda questo. A proposito della sconfitta di Pieve di Soligo come capitale della cultura per il 2022, abbiamo detto prima è stata scelta l'isola di Procida. Il consigliere regionale Alberto Villanova dice sarebbe stato difficilissimo ottenere questo titolo, dispiace molto, ma dobbiamo comunque essere orgogliosi della nostra Pieve di Soligo, unica città veneta ad essere arrivata nella short list, la lista corta delle 10 finaliste. Ce la siamo giocata fino in fondo, fino all'ultimo. Andiamo comunque a testa alta per la nostra città, il nostro territorio, e questo percorso così entusiasmante, certo aver lavorato ha sicuramente contribuito a rivitalizzare molti circuiti virtuosi, in attesa che quando si tornerà a zona gialla e magari anche zona bianca possano riaprire i musei, tutte le istituzioni culturali e tutta la parte sportiva. Allora c'è qualche attimo di ritardo ulteriore da un collegamento all'altro. No, ancora no, nulla di segnato. Allora proviamo. No, niente, è arrivato Zaia, quindi collegamento con Marghera. Buon ascolto. Anche grazie. Fa freddo, sì. No, siamo belli freschi. Boh. Direi di iniziare. Buongiorno a tutti, buon lunedì. Andiamo subito col bollettino. Scusate, qui sono i tamponi. Alla mia destra 3.584.181 tamponi molecolari, 2.278.811 tamponi rapidi. Sui tamponi vi dico subito che stiamo aspettando l'allineamento del software con le altre ragioni per i rapidi per caricare il dato, perché ci vuole, è un tema informatico, non è che abbiamo 0 positivi sui rapidi, e purtroppo nel bollettino nazionale esce così, nel nostro non esce così. Allora i positivi sono, nelle ultime 24 ore sono esattamente 998 su 19.795 tamponi, ovvero il 5,04% di incidenza. Dall'inizio di questa tragedia sono quasi 300.000 positivi, ma sono solo quelli che abbiamo trovato ovviamente. E i positivi di oggi calano ancora, per effetto della negativizzazione siamo a 69.000, vi ricordate che avevamo passato gli 80.000. I ricoveri sono 3.015, abbiamo perso 400 posti letto, o meglio abbiamo guadagnato 400 letti liberi. Se dovessi dare una visione plastica di quello che è accaduto, oggi noi abbiamo un ospedale da 400 letti libero rispetto a 18 giorni fa. Come sono distribuiti questi posti? I posti sono distribuiti in questa maniera. Sono 2.661 in area non critica, meno 54, 3,54 che è invariato nelle terapie intensive. Considerate che questo dato, è comprensivo dei negativi. Nel bollettino nazionale voi troverete solo i positivi, ma noi per coerenza lo stiamo portando avanti così perché abbiamo iniziato così. Per essere corretti è molto più basso, mi sembra che è 3,22 oggi, una roba del genere. 2.661, meno 54. Purtroppo i morti abbiamo passato anche la soglia degli 8.000, 8.025, più 47.
I positivi sono 3,36 in terapia intensiva. I dimessi sono 12.971 più 84 dimessi. Questi sono quelli che sono transitati per gli ospedali. Allora, situazione. Guardate, io trovo un clima di esultazione per questi dati che sono in calo. Noi invece entrambi, io e l'assessore Nazzarini, abbiamo un clima di preoccupazione, forte preoccupazione, perché vi ricordo che il Covid ci ha abituato a cambi di scena repentini. Per recuperare tutti questi, come si può dire, risultati che abbiamo raggiunto in 18 giorni, per recuperarli al contrario bastano poche ore. Quindi tutto dipende da noi adesso, no? Dal controllo ossessivo delle regole. E guardate, ce n'è una che sulla quale continuo a insistere, che è quella dell'assembramento, no? Inutile che stiamo lì a leggere zona gialla, zona arancione, zona rossa, e gli assembramenti vanno evitati. E ripeto, so che qualcuno sempre si agita quando diciamo ste robe, ripeto, se vai in case di non conviventi devi avere la mascherina. C'è niente da fare. Se vogliamo rispettare le regole e non portare il virus o non portarselo a casa, perché le persone non conviventi non appartengono a un contesto epidemiologico nostro. Quindi vai a trovare i tuoi genitori, lo dico per l'ennesima volta, ma c'è sempre qualcuno che ha bisogno che spieghiamo queste cose, se non vivono con te, non da ieri sera, ma da mesi o da anni, sono ovviamente delle persone che devono essere tutelate, quindi devi metterti la mascherina. Così vale per i nipotini, eccetera. È brutto da dire, ma noi abbiamo anche l'obbligo di dire le cose brutte, non solo quelle belle. Dopo faranno un comitato anche per la mascherina in casa, apriti cielo. Però qui stiamo parlando di una malattia, di un'infezione che rischia di essere mortale. Vorremmo anche ricordare che, come lo dicono molti nostri clinici, se non avessimo gli ospedali avremmo avuto una strage. Perché comunque noi abbiamo preso in cura tutti e abbiamo ancora, pensate, oltre 3.000 persone a domicilio che stiamo curando, assieme ovviamente ai medici di base che seguono i loro pazienti, con le USCA, insomma è una squadra, la nostra speranza è quella di terminare velocemente questa avventura. Io volevo dirvi due robe, perché oggi sono due argomenti, dopo lascio la parola a voi, le scuole e i vaccini. Allora, sui vaccini. Punto nave sui vaccini, come si dice, no? Beh, è vergognoso quello che sta accadendo. Cioè, tu non puoi dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale, e siccome noi non siamo una regione preistorica, per noi significa appuntamenti fissati, cioè organizzazione, perché se dai, capito, se dai il numerino della lista d'attesa, ti metti sul piazzale chi passa vaccini, gli dici domani mattina non si fa vaccini. Noi abbiamo tutto codificato. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. 51 l'Emilia Romagna, 54 il Friuli Venezia Giulia. Capite che così non funziona. Se poi vado a vedere la distribuzione di questo taglio a livello nazionale, vedo che abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli zero, abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli, diciamo, moderati, di certo non invasivi, 8, 10%, 5%, e poi ci sono un gruppo di regioni, tra le quali c'è noi, letteralmente azzoppate. Allora, ci sono delle considerazioni da fare. La prima, che se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Cioè, questa settimana, facendo 2 o 3 accorgimenti, potremmo riuscire ad attutire questo grave danno che ci è stato fatto, perché abbiamo accantonato del vaccino e perché utilizzeremo quello che ci arriverà, ma stiamo parlando solo di richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino. Cioè creiamo un buco
quantomeno di una settimana nelle vaccinazioni. E se la prossima settimana non mi arrivano i 38.000 dosi a 5 o 48.000 a 6, non mi arrivano le dosi del programma, non si vaccina, ma non si vaccineranno più neanche per i richiami. Io non capisco quale sia la modalità, siccome il dottor Arcuri mi ha riferito che la destinazione delle dosi per regione l'ha decisa Pfizer, io vorrei capire che premio Nobel hanno assoldato per decidere la distribuzione, o quale principio, quale algoritmo, perché va sempre di modo dire che c'è l'algoritmo, hanno utilizzato per tagliarci il 53% della fornitura. 2, anzi 3, noi non abbiamo fatto contratti con Pfizer, quindi siamo parte lesa ma non controparte giuridica, nel senso che noi non abbiamo un contratto. Spero vivamente che a livello nazionale si vada giù duri e pesanti, addivenendo le vie legali per una vicenda come questa. Cioè voi immaginate solo il tema del bugiardino e di un cittadino che potrebbe dire: ma io ho avuto la prima dose e a 21 giorni devo avere la seconda dose. Noi siamo gente seria, Cioè noi gli appuntamenti li abbiamo fissati per fare la seconda dose, stiamo facendo le seconde dosi. Immaginate solo il casino, perché questo è il vero tema, che ne viene fuori. Mi piacerebbe anche sapere se a livello internazionale questo problema di produzione, di magazzino, non si è capito che cos'è, di macchine che non vanno, di aggiustamenti, ha avuto la stessa ricaduta che ha avuto in Italia. Cioè, questo è più un lavoro da cronisti come siete voi, no? Ormai fate giornalismo di indagine, di inchiesta. Vorrei sapere se sono state tagliate le forniture alla Germania, alla Francia, alla Spagna, agli Stati Uniti, un po' a tutti. Cioè, ma il comune è mezzo gaudio, è una sfiga, però è mezzo gaudio. Guardate, noi siamo molto arrabbiati. Non si può mettere in discussione un servizio che è vitale per i cittadini. Sappiate che comunque noi stiamo pensando di tutelarci, non so come faremo, ma lo faremo. Nel senso che non siamo titolari del contratto, però è altrettanto vero che la ricaduta poi e il danno lo portano a casa i veneti da questa vicenda, e penso anche che gli altri colleghi siano tutti nella stessa direzione. Spero e auspico che quantomeno ci sia una distribuzione solidale di quello che c'è, ma lo auspico veramente, perché comunque noi siamo sempre stati a disposizione, no? Cioè non può essere che l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e gli altri, insomma adesso non ricordo le percentuali di tutti, debbano sospendere le vaccinazioni. È drammatico quello che sta accadendo, è drammatico. Rispetto alla scuola, siccome è un weekend delle sorprese, io vorrei dire che ci rifiutiamo di far partire una guerra tra poveri, no? No, guardate, a noi l'idea dei capponi di Renzo che si litigano e si beccano a vicenda, messi nella gabbia mentre vanno al macello di fatto, non è che ci piace. Non è che c'è il partito di chi vuole la scuola aperta e il partito di quelli che hanno l'anello al naso. Non funziona così. Perché noi abbiamo una responsabilità che molti di quelli che parlano non ce l'hanno, ovvero quella di garantire la salute ai cittadini. Ve l'ho detto io per primo, in tempi non sospetti, che firmare un'ordinanza per chiudere una scuola è come chiudere... C'è una sconfitta, no? E chi era quello? Hugo, Victor Hugo, no? Ve l'ho anche citato l'altra volta forse, che diceva che quando si apre una scuola si chiude un carcere. E penso che l'idea della scuola che sia la sublimazione di quello che è l'investimento nella nostra società del futuro, nella classe dirigente, della società, della comunità, sia fondamentale. Quindi guardate che noi non è che godiamo chiudere scuole, però davanti a relazioni che ci hanno fatto
Abbiamo fatto questa scelta. Allora, noi abbiamo chiesto formalmente che ci venga dato il verbale, ce l'abbiamo il verbale, poi ve lo diamo. Immagino che nessuno ce l'abbia. Questo è il verbale del CTS, me lo sono anche sottolineato. Allora, verbale dice, intanto dice che è il ministro che ha chiesto un parere, questo lo sappiamo, no? Perché c'è un DPCM che dice aprite le scuole con il 50% di didattica a distanza. Il ministro chiede un parere al CTS e dice ma ragazzi, ma... Ministro Speranza? Sì, ministro Speranza, lo dice proprio nel verbale. Il CTS riceve dall'ufficio di gabinetto del Ministro della Salute la richiesta di parere concernente l'opportunità di posticipare lo svolgimento. Il CTS dice, visti molti atti, ne cita uno, no? Visto il rapporto del 31/12 dell'Istituto Superiore della Sanità sulla scuola, il quale dice, fra virgolette, allo stato attuale delle conoscenze, le scuole sembrano, che è un condizionale, no? Grammatica mi pare, essere ambienti relativamente sicuri, cioè sembra relativamente, non mi pare che sia tutta sta certezza, o meglio, così non si perde mai a cause, sembrano relativamente, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate, quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il ruolo nell'accelerare la trasmissione del coronavirus in Europa sia limitato. Cioè dice, se rispetti tutte le regole sembra relativamente rischioso o sicuro, tanto è la stessa roba, no? Bottiglia mezza piena o mezza vuota, se rispetti le regole e se sei convinto che a livello europeo la diffusione del coronavirus... No. Sempre sto verbale, oltre a citare questi documenti, a un certo punto il CTS dice cosa pensa, no? E dice che l'attuale incremento registrato dell'incidenza di nuovi casi è stato comunque contenuto grazie alle misure adottate, misure di mitigazione, pur osservandosi una significativa differenza tra le realtà regionali. Dice sì, l'incidenza è calata, però qua noi ad esempio siamo in arancione per l'incidenza, vi ricordo, no? il rischio, perché noi avremo i parametri da zona gialla. Poi dice, l'importanza del ritorno in classe per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado come condizione imprescindibile e non più procrastinabile per il grave impatto che l'assenza di esso ha sull'apprendimento e la strutturazione psicologica e della personalità. E poi dice ancora, le azioni da attuare per le attività didattiche in presenza e a distanza in funzione della condizione epidemiologica dei territori regionali. Allora dice da un lato che la scuola è imprescindibile, però dice anche, però vediamo le condizioni epidemiologiche dei territori regionali. Quindi capite che districarsi con un parere come questo non è molto facile. Fondamentalmente si dice, secondo noi le scuole si possono aprire, però insomma valutate poi in base ai territori regionali. Noi questa sera abbiamo una riunione dei presidenti di regione alle 8:30, una conferenza ufficiale, parleremo di questo tema, cercando di capire anche quale sarà, saranno le considerazioni. Di certo noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. Mi hanno annunciato stamattina che è stato fatto un ricorso e penso che sia un diritto in democrazia di dissentire e anche di ricorrere. Dopodiché vedremo quale sarà il testo di questo ricorso che ancora che ancora non abbiamo. Ovviamente è un ricorso per la riapertura, è il ricorso, immagino che sia ricorso più o meno sulla falsariga di quello che è avvenuto in Lombardia, che è avvenuto in Friuli Venezia Giulia, adesso la partita toccherà anche noi. Quindi sulla scuola la situazione è fluida, informo, siccome c'è chi vuole andare a scuola, chiede di andare a scuola, pretende di andare a scuola, si batte perché si vada a scuola, ma c'è anche una miriade, c'è una foresta silenziosa che è convinta che sia rischioso. Ecco, informo tutte le famiglie che in questa fase
dovranno cominciare a pensare che se si perde il ricorso, se la dichiarazione del CTS, e vedremo lo stato delle condizioni epidemiologiche, potrebbe portare a non, come si può dire, a rispettare la legittima preoccupazione che molte famiglie hanno e molti studenti hanno. Qua, cioè, magari non se ne parla, ma noi abbiamo gli studenti che ci scrivono di tener chiuso. Li potete trovare facilmente, sapete? Cioè non è che serve che vi diamo noi i riscontri, basta andare per strada e sentite le diverse motivazioni. Tutto qua, se avete domande. Allora, Tosato, Vanzan, Giacomuzzo, adesso faccio l'ordine io. Bonnet, ho visto. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sta Filippo Tosato del Mattino di Padova. Allora, su questo fronte scolastico pare di capire che il Comitato Tecnico Scientifico, almeno nelle agenzie di ieri, abbia detto che l'indicazione dello stesso CTS e del DPCM del 14 gennaio erano favorevoli ad una riapertura e che i presidenti di regione che avessero agito diversamente assumevano la responsabilità di questa scelta. Ora, al di là dell'esito del ricorso annunciato al TAR, no? Sarebbe eventualmente un accoglimento o produrrebbe, non lo sappiamo, insomma. Comunque quella è una strada di carattere giuridico-amministrativo. Per ciò che la riguarda, lei prende in considerazione una revoca dell'ordinanza di chiusura fino al 31 gennaio al momento? No, al momento no, per un semplice motivo che dobbiamo avere tutto il contesto epidemiologico, perché il CTS rinnova questo aspetto, dice valutando le differenze dei contesti epidemiologici regionali. Poi non ci sono temi minacciosi in questa relazione, perché a leggere le agenzie sembrava che fosse lancia e resta, ma io non ci ho mai creduto per un semplice motivo: il CTS esprime pareri, non può permettersi di dire, e poi le responsabilità ogni governatore se le assume in qualsiasi atto che firma, cioè non serve che qualcuno ce lo ricordi, ma infatti gli atti che si firmano sono tutti supportati da relazioni tecniche. Se la prevenzione del Veneto mi dice guardate che non è ancora utile aprire, bisogna non aprire. Noi abbiamo, ce l'avevo prima, scusate ve la leggo, ce l'ho qua sul telefonino, ad oggi, un attimo solo, eccola qua. Ad oggi abbiamo 4.778 situazioni scolastiche con almeno un positivo, distribuite tra ovviamente asili nidi, scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado. Tanto per prendere le scuole secondarie di secondo grado, ne abbiamo avuti, e poi sono state chiuse, lo sapete, con la zona gialla sono state chiuse, quindi fino a ottobre ne abbiamo avuti 930. Abbiamo bambini o ragazzi positivi, ne abbiamo 5.261, ragazzi che si sono sottoposti a quarantena preventiva dall'apertura della scuola ad oggi ne abbiamo 60.831, esattamente l'8,59% della popolazione scolastica. Poi ve la diamo sta tabellina. La popolazione scolastica è 707.814. 7.814. Il numero di docenti e operatori positivi è di 1.862 su 95.786. Allora 1.862 positivi docenti e operatori su 95.000. E in quarantena sono andati in 11.000. Vabbè, dopo vediamo la tabella così poi ve la avete dati precisi e tutti omogenei, perché qualche dato l'ho arrotondato ovviamente per stare qui, non stare a leggere i decimali. E quindi questa è la situazione. Poi immaginate che c'è questo parere che a questo punto smonta anche la costruzione delle zone,
perché la zona gialla prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona arancione prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona rossa prevede la chiusura delle scuole superiori e della seconda e terza media. Quindi se tu dici che comunque tutte devono essere riaperte, vuol dire che si rivede anche tutto il modello delle zone, altro aspetto che si apre. Sentite, è brutto da dire, ma la scuola è una condizione di assembramento, no? Allora, c'è un'altra contraddizione, promuovi lo smart working, perché c'è scritto in tutti i provvedimenti del governo, c'è lavoro agile ove possibile, c'è scritto, no? La pubblica amministrazione deve dare... Cioè, guardate, una forma di lavoro agile in smart working è quella, c'è la didattica a distanza. Di certo non possiamo chiederlo al muratore, o a chi lavora nei cantieri, o a chi lavora a Fincantieri o altre robe. E questa è la situazione. Adesso cercheremo di capire che evoluzione ha. La situazione è fluida. Ecco, ma in questa fluidità, volevo chiederle questo, lei ci aveva detto mi riservo una verifica sul piano epidemiologico attraverso il Dipartimento Prevenzione il 1° febbraio o il 31 gennaio, diciamo, prima della scadenza dell'ordinanza. Questa verifica epidemiologica sarà anticipata o procede? Ma noi adesso, guardate, noi abbiamo la riunione stasera, cercheremo anche di capire come si inserirà questo parere del Comitato Tecnico Scientifico, dopodiché nei prossimi giorni la dottoressa Russo ci darà un punto, diciamo, attuale di com'è l'evoluzione. Di certo, ragazzi, allora, ragioniamo voto per pieno. Penso non ci sia nessuno che ci possa dire che il rischio nostro diminuisce o resta uguale a prendere le scuole. Aumenta o resta uguale, ma non diminuisce. Quindi un positivo in più lo facciamo, non uno in meno. E noi partiamo da questo presupposto. Insomma, abbiamo avuto mesi difficili, cioè vorremmo cercare di portare alla totale sanificazione di questo Veneto, però sapete, ci hanno detto fino a una settimana fa che c'è la terza ondata. Abbiamo consulenti del ministro che parlano di lockdown pubblicamente, abbiamo riferimenti a restrizioni di tutti i tipi anche a livello nazionale. Adesso ci viene detto che la scuola comunque è fuori da ste robe, vabbè. Però i ragazzi non hanno colpe. Il problema è che diventano dei carrier, no? Diventano dei trasportatori del virus da una famiglia all'altra, è inevitabile. Perché quando tornano a casa non si mettono la mascherina, giustamente, perché sono conviventi dei propri genitori e dei propri nonni e magari si portano a casa il virus perché se lo sono beccati magari a qualche collega. Un'altra cosa, un'altra osservazione sull'altro tema che lei aveva sollevato, ovvero quello dei vaccini, dopo la decisione unilaterale di... Ecco, francamente è incomprensibile la ratio, per cui abbiamo cercato anche di comprendere i criteri, ma dal commissariato all'emergenza dicono che questi lotti arrivano direttamente dalla casa produttrice ed è la ratio della distribuzione per regioni è francamente incomprensibile. Guardate, allora noi questa settimana faremo con non poca fatica i richiami. Vuol dire che quella settimana di esultazione che abbiamo avuto a fine anno, ve lo ricordate del 27 dicembre, no? L'anticipazione di una settimana nelle vaccinazioni ce la siamo persa tutta. E se la prossima settimana non arrivano i vaccini abbiamo perso, c'è un disastro viene fuori, perché non riusciamo neanche a fare i richiami. Senta, io insisto sempre su questo aspetto, ma non per spirito pessimista, ma perché francamente vedo dei numeri che sono... Non riesco a comprendere materialmente come sia possibile, con le forniture garantite all'Italia, rispettare il programma che è stato indicato. Non lo so. Francamente non... proprio sul piano dei numeri... ma devi considerare che le forniture nel piano nazionale della vaccinazione prevedono Moderna, prevedono Pfizer e AstraZeneca che... Male che vada, il 29 dovrebbe avere l'espressione dell'EMA, probabilmente anticiperanno a questo punto, visto anche questi casini. Però certo è che noi non possiamo fare i richiami con l'AstraZeneca, uno che ha fatto il Pfizer. Questo è il problema. Ma, non sarebbe il caso, ma questo voglio dire, ovviamente prescinde dalle sue facoltà e dalla sua volontà, ci mancherebbe, ma sto facendo proprio un discorso di sistema paese e di dotazione di vaccini
e di sostenibilità del piano, non sarebbe il caso di ammettere che il traguardo di settembre è un traguardo ottimista? No, perché se arriva AstraZeneca le quantità che ci prospettano sono quantità che vanno sicuramente a coprire. Però ad oggi noi, insomma, sentite, abbiamo avuto sto buco di una settimana con un taglio del 50%, adesso vanno chiarite le situazioni. I cittadini devono essere vaccinati, o chi vuole vaccinarsi deve avere la possibilità di vaccinarsi. Si aspetta che qualche regione ceda una quota dei suoi vaccini? Mi aspetto che ci sia un minimo di condivisione, anche perché non è che abbiamo colpe noi gruppo di regioni che chissà per quale motivo. Qualcuno mi dice che il principio, qualcuno lo dice, che il principio sia stato quello di garantire una scatola ad ogni ospedale. Se è vera sta roba, forse tornano i conti, non lo so, chiedetelo a Pfizer. Grazie. Allora Vanzan, poi Giacomuzzo, Bone, Prigioni, Parisi, Moscati, Pettenò. Non ho capito se la Bettini aveva alzato la mano o no. No, bene. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno sul discorso della consegna della fornitura dei vaccini. Lei ha detto che si aspetta un minimo di condivisione da parte delle altre regioni, ma se è Pfizer a consegnare direttamente alle singole regioni, come può esserci questa condivisione? Ma potrebbe esserci lo strumento del prestito, no? Ad esempio. Del prestito, scusate, di una equa distribuzione del prestito. Se abbiamo il prestito siamo punto a capo. Che ci sia una redistribuzione a livello nazionale, ma questa è una regia che deve curare il governo, il Ministero della Salute, il dottor Arcuri. Dopodiché se qualcuno dice i vaccini sono miei e non si toccano, pazienza, a proposito ne abbiamo una memoria di ferro. Lei dice noi in un modo o nell'altro ci tuteleremo, e cioè ha in mente... Ma guarda, adesso noi dovremmo capire, anche perché dall'altro non abbiamo un interlocutore che è il cittadino che ha diritto a essere vaccinato. E se da un lato magari il cittadino, diciamo, che non ha avuto la prima vaccinazione, la prima dose, può accampare dei diritti, ma fino a un certo punto, dall'altro c'è chi ha avuto la prima dose che ha diritto ad avere la seconda. Adesso per carità si dice che i 21 giorni è un termine indicativo, sarà anche così, ma c'è scritto 21 giorni però sul bugiardino, non è che adesso diventa 21 mesi. Per quanto riguarda la scuola, Presidente, quindi l'unica possibilità per il partito, tra virgolette, che vuole la riapertura delle scuole è che il TAR accolga il ricorso che è stato presentato al momento? In questo istante sì, dopodiché valuteremo la condizione epidemiologica, cerchiamo di capire bene l'impatto di questa circolare, perché se è vero che il Ministro ha chiesto un parere, è altrettanto vero che il Ministro dovrà dirci, perché non siamo tenuti a sapere che il Ministro ha chiesto un parere, al di là. Io capisco che c'è la comunicazione di mezzo, no? Ci siete voi, le agenzie di stampa, ma la forma è anche sostanza nella pubblica amministrazione. Immaginiamo per un attimo che non ci fosse la comunicazione, il Ministro ha chiesto un parere, punto. Noi non siamo tenuti a saperlo che l'ha chiesto. No, il Ministro dovrà notificarsi il parere, dovrà fare un'ordinanza per rafforzare il parere. Speranza, non è che può pensare che noi abbiamo letto l'agenzia e andiamo a recuperarci il parere perché abbiamo letto l'agenzia. Se ha chiesto lui il parere dirà perché lo ha chiesto e dirà quali sono le sue considerazioni finali. Noi ci aspettiamo un provvedimento del Ministro, che può essere un'ordinanza, che può essere una circolare, che può essere la trasmissione ufficiale del parere, ma essere ridotti a doverlo chiedere decisamente no. Non è che posso andare a chiederlo all'ANSA il parere. E invece per quanto riguarda il bollettino e i dati che c'è stato mandato il parere stamattina ufficialmente dal dottor Miozzo, che ringrazio, su nostra richiesta. Ci abbiamo chiesto noi stamattina presto. Eravamo pronti con una PEC e ci ha detto che ce lo mandava subito. Infatti ce l'ha mandato.
Bollettino Presidente, lei ha detto stiamo aspettando un allineamento informatico tra le regioni e questo è il motivo per cui nel bollettino nazionale, quello che esce ogni pomeriggio, sono a zero. I dati della mattina, risulta che dai test rapidi antigenici ci siano 0 positivi. Lei dice no, non è così. E ha detto noi ce li abbiamo, ce li può dare? Quelli di sono ieri? Questi che avete visto, il dato accumulato è questo. No, ma il dato di ieri. Il dato di ieri bisogna che lo chiediamo. Lei ci ha dato 3 milioni di molecolari, 2 milioni di rapidi totali. Ieri voi volete i positivi sui... Se è possibile, era una richiesta che avevamo fatto anche in passato, se è possibile sapere sui 998 positivi delle ultime 24 ore, pari al 5,4%, quanti da tamponi rapidi e quanti da molecolari. Lo chiediamo. Grazie. Spero ce li abbiano. Perché il dato accumulato ce l'abbiamo, però lo chiediamo Carlo, se ti ricordi. Li abbiamo adesso si può fare l'estrazione. E Giacomuzzo. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Può spiegare meglio il concetto di come Pfizer salti a pie pari adesso Arcuri per la distribuzione dei... L'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto anche la gestione della distribuzione è diretta Pfizer su regione, non su governo, in virtù di un contratto che ha col governo. Fondamentalmente immagino che il governo abbia fatto un contratto di fornitura, gli abbia anche detto oltre a questo mi fai anche la fornitura in loco per evitare di dover stare a gestirsi tutto. Cioè, mi ricorda l'assessore che solo il primo giorno, quello del Vax Day, definiamolo così, era stato accentrato, quello delle macchine che arrivava con le forze dell'ordine. Pensavo che poi avessero proseguito così. Invece sul tema delle scuole, ma che cosa presenterà? Che tipo di posizione assumerà questa sera nei confronti dei suoi colleghi? Ma guardate, proposte avanzerà? Ma intanto sento i colleghi, ma quelli che ho sentito sono abbastanza arrabbiati, no? Perché voi poi mettiamoci nei panni dei genitori e delle famiglie, no? Apri, chiudi, organizzazione familiare, eccetera. Ma dall'altro mettetevi nei panni di chi deve garantire la salute pubblica, che vede scritto tutto al contrario di tutto. Cioè, vi ricordo che le scuole dovevano aprire il 7, poi sono state procrastinate al 18, noi nel frattempo correttamente, prima del 7, 4 giorni prima, abbiamo fatto un'ordinanza dicendo si apre il 1 febbraio in virtù della relazione della prevenzione, del parere degli scienziati. Adesso ci dicono che sostanzialmente il parere che hanno dato gli scienziati, Burioni che ha dichiarato più volte, professor Ricciardi, professor Burioni, professor Palù, a questo punto sono smentiti dal parere del CTS. Ragazzi, sono gli stessi magari che hanno chiesto il lockdown, mettetevi nei nostri panni, però quelli che poi vanno in procura a rispondere siamo noi. Capito come funziona in Italia? Tutti parlano e uno paga. Bonnet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Bonnet, Corriere Veneto, 2 domande. Allora, la prima è sul tema dei tamponi. Magari è una mia impressione, per cui chiedo un conforto su questo, ma che negli ultimi giorni il numero dei tamponi che sono stati fatti sia molto sceso, cioè siamo passati da 50.000 circa a 25.000 mi pare oggi tra molecolari e rapidi. Questa cosa qua ha delle ragioni? Penso al nuovo protocollo della scuola, penso anche banalmente alla curva dei contagi che si è abbassata. No, allora la curva dei contagi sta pesando, perché voi sapete che il tampone, il pesce pilota del tampone è il contatto stretto, per cui più contagi hai, più incidenza hai, più ampli. Però il vero tema è che il fine settimana è sempre così. Se voi guardate le curve e gli andamenti delle curve, il fine settimana si abbassa il numero di tamponi, per ovvi motivi. Però penso che noi saremo sempre nell'ottica sui 50.000 al giorno. E quindi è solo un tema statistico. Sì, ma è tutto il fine settimana così. Come leggevo anche su altri giornali che c'è questo tema di Covid point che si stanno svuotando, cioè in maniera empirica si ha la percezione che... No, la percezione, allora, sentite, la percezione è più che una percezione, c'è. Dopodiché, come ripeto, stappare le bottiglie e far festa, no. Perché comunque noi abbiamo preso in carico anche ieri persone in terapia intensiva, giovani. Dico anche un'altra cosa che ho pensato, magari è già corretta, magari sbagliata, che una parte del personale è stato giocoforza anche distolto dai tamponi, attenzione, per fare i vaccini, perché alla fine poi sempre quello è il personale. No, perché guarda, siccome stiamo vaccinando ormai praticamente da 20 giorni, anche più, e se andate a guardare il numero di tamponi quotidiano, non giustifica questa lettura, perché noi abbiamo continuato a fare 55-60.000 al giorno.
Considerate che noi tutta l'attività di screening in casa di riposo continua, ce la facciamo ogni 4 giorni il tampone rapido in casa di riposo agli operatori. Ok, poi la seconda domanda invece torno sempre sul caso Pfizer, cioè sì. Quello che non riesco a capire, al di là del contratto di fornitura, come Pfizer possa arrogarsi il diritto di condizionare il piano di sanità pubblica essendo un privato, decidendo lei in quale misura, perché capirei un taglio lineare, taglio fornitura del 10%, ma che sia Pfizer a decidere che il Veneto ne ha 50% in meno. Ecco, questo tema credo che... È la stessa domanda che ho fatto al dottor Arcuri. Perché sono dei privati. Mi ha risposto, hanno deciso loro. Ma ripeto, il governo deve andare a vedere il calo di forniture negli altri paesi, perché se non c'è calo di forniture, che già è grave, vuol dire che qualcosa non torna. Perché allora è una questione di potere contrattuale di questo paese. Certo, ma credo anche che ogni paese sia poi libero di decidere l'eventuale taglio. Assolutamente sì. Sul territorio, cioè che sia Pfizer a decidere qui sì, qui no. A me sembra anormale tutto sto rapporto, no? Che questi tagliano arbitrariamente e decidono arbitrariamente a chi darli. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Lei diceva che nel bugiardino c'è scritto che bisogna farlo il richiamo dopo 21 giorni. Lei diceva che probabilmente la prossima settimana, se non arriva la fornitura, c'è il rischio di compromettere alcuni richiami. Dalla vostra comunità scientifica che indicazioni ci sono? Cioè che massimo ritardo si potrebbe avere per un richiamo? Allora, io il bugiardino non l'ho mai letto. I nostri clinici ci dicono che c'è scritto 21 giorni. Allora, se c'è scritto così, uso il condizionale, se è perentorio, bisogna farlo 21 giorni. Dopo è vero che ci sono articoli scientifici che parlano del fatto che comunque non sono i 21 giorni che danno o meno l'efficacia, ma si può fare anche più avanti, però se c'è scritto 21 giorni bisogna farlo. Cioè, immagina di essere te al posto del vaccinato, hai fatto la prima dose e dice scusa, 21 giorni, no, torni a casa perché non ci sono più vaccini. Sembra uno scherzo. Quindi potrebbero arrivare magari delle dosi da altre regioni che hanno meno richiami da fare e blocchino la vaccinazione? Cioè, io penso che tutte le regioni italiane questa settimana debbano, se il Paese pensa che ci sia anche un'operazione, diciamo, di equità, dovrebbero garantire le seconde dosi a chi ha bisogno della seconda dose, ma se hanno surplus è giusto che si aiutino le regioni che vanno in difficoltà perché gli hanno fatto un taglio da paura. Cioè, a noi è tagliato 1 su 2, cioè noi siamo passati a 48.000 dosi, flacone da 6 dosi, a 22.230 dosi. Cioè voi fate programmazione con un sistema così. Cioè, da noi non si vaccina più, che sia chiaro, solo richiami. Questo vuol dire che i nonni delle case di riposo, quelli che dovevano, e stiamo entrando anche con Moderna nelle case di riposo, ma quelli che dovevano fare il vaccino, siamo veramente presi. Mi scusi Presidente, a proposito, proprio una richiesta arrivata adesso. Lei ha esordito dicendo questi ci stanno creando danni proprio sul piano della pianificazione del programma. È vero? Ci sono lettere in partenza, lettere inviate, appuntamenti che devono essere magari corretti in corsa? Sì, probabilmente alcune verranno richiamate, nel senso che si dovrà sospendere. Adesso tutto dipende. No, ma lo dicevo perché così la gente, insomma, magari... La gente, se non ha comunicazioni, segue l'appuntamento che ha. Peraltro tutti appuntamenti, ricordiamolo, di richiami, perché adesso iniziamo la parte grossa dei richiami della seconda dose. Però capite che tutto dipenderà da se ci confermano o no la fornitura del lunedì piena, perché se non ci confermano il pieno... sono guai. Comunque diciamo che le lettere di invito dovrebbero riguardare soltanto i richiami. No, riguardano anche vaccinazioni di prima dose, però ovviamente soprattutto richiami, perché calcolavamo di avere i 48.000 per richiami. Faremo quello che c'è da fare, però si sappia che i disservizi non dipendono da noi. Io avevo un'altra... Cioè, considerate che io faccio fatica anche a parlare di queste robe, non ho un contratto, cioè non ho firmato niente. Vi ricordate quando dicevamo che sarebbe bello andarceli a comprare? Però
Questi i risultati. Avevo un'altra domanda. Sì, scusami. No, si figuri di confusione. Lo spostamento tra regioni per andare a raggiungere la seconda casa, se non ci sono motivazioni di necessità, si può, o come dice il governo, non si può come dice il DPCM? Ma guardate, deve essere chiarita secondo me formalmente dal governo. O la fanno con una FAC e si assumono la responsabilità della FAC, o la fanno con un'ordinanza, ma effettivamente questa è un'area grigia, no? Nel senso che c'è dibattito. C'è dibattito nell'interpretazione, non dibattito se è giusto farlo o non farlo. Però deve essere il governo a chiarirla sta roba. Io ne ho parlato anche stamattina alla nostra avvocatura, però è fondamentale, siccome è una scelta, non è un'interpretazione, bisogna che sia chiarita. Grazie. Prego. Parisi. Buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno Presidente. La testata. Anna Maria Parisi, ce ne Gruppo Media dimentichiamo Nord-Est troppo TV. spesso. Dunque, per quanto riguarda i vaccini, ho un paio di domande. Le scorte che sono state messe da parte per il richiamo, a quanto ammontano? Cioè quante sono le persone che possono contare sul richiamo? Quelle di questa settimana non hanno problemi. Cosa? 40.000? 40.000 o anche di più. Sì, noi ne facciamo vaccini. E la prossima settimana dobbiamo avere i vaccini, se no... Ovvio che se sta settimana si va in un riequilibrio, abbiamo un po' di più polmone per la prossima settimana, no? Funziona così. E poi per quanto riguarda la possibilità di agire per vie legali, diceva ci stiamo pensando. Sì. Quindi se Pfizer potrebbe essere citata per danno ingente alla Guardate, adesso l'avvocatura sta facendo un approfondimento, mi fermo qui. Si sta valutando comunque anche... Noi non siamo titolari del contratto, deve essere chiaro questo. Non abbiamo noi un contratto di fornitura. Però avendo un rapporto diretto con le regioni, no, in questo senso, per i vaccini che arrivano direttamente alle regioni, allora le regioni si potrebbero muovere in questo senso, no? Immagino di sì, ma è rimesso tutto all'avvocatura. E poi ci arrivano delle segnalazioni in redazione da molti del settore del fitness, molte proprietari di palestre dicono che la loro situazione ad oggi è una tragedia. Il DPCM è un copia e incolla dei precedenti non curanti delle categorie compromesse, chiedono se la Regione si può fare portavoce, latore di una mozione per la riapertura. Ma noi ne abbiamo parlato anche all'ultima riunione di vedere, di allentare rispetto ad alcune attività. Ci sono stati dei colleghi che hanno condiviso ad esempio l'idea di pensare che la palestra possa quantomeno riaprire con il personal trainer e quindi che si possano fare le lezioni, non so, anche quelli che fanno per la riabilitazione. Io lo so che la riabilitazione è contemplata, esatto. Però in palestra ci vanno anche categorie che magari hanno bisogno di fare attività fisica individuale, ma sono molti settori, ma sono quelli anche degli spettacoli viaggianti, cioè noi ci siamo dimenticati che quelli che portavano le giostre e gli spettacoli viaggianti che vivevano di sagre e di fiere sono fermi da un anno ormai. Ci siamo dimenticati che tutto l'intrattenimento, le discoteche, i ristoranti, i bar, le palestre, ma anche pensate a tutti quei negozi che con le chiusure dei confini comunali non lavorano più. Però si dice che la scuola può aprire. Siccome è un fatto di umano, no? di quanta umanità si sposta, ecco, il ristorante deve stare chiuso, ma la scuola può aprire. Se mi spiegate qual è la differenza, no, attenzione, non dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista epidemiologico. Perché chiedono se possono essere equiparati ai servizi alla persona, ad esempio al pari delle estetici. L'ho detto come si può dire, indirettamente nel dire che, però sapete, noi siamo in una condizione oggi in Veneto che la preoccupazione principale è quella di svuotare gli ospedali e pian piano si sta attuando. Dopodiché cercheremo di capire, perché i danni psicologici ce li hanno anche i nostri imprenditori. Abbiamo Moscati, Petenò e poi non avrei altro, è Avanzano. Sì, buongiorno Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. E niente, tornando sui vaccini, io proprio tempo fa le avevo chiesto che margine di autonomia avesse la Regione riguardo
ai vaccini, in particolare siccome lei aveva detto i frigoriferi li abbiamo comprati, le siringhe le abbiamo comprati eccetera, se c'erano dei margini anche per i vaccini. Lei aveva risposto no. Ora, a questo punto, e vista la situazione com'è, e visto il fatto che tra poco saranno in libera vendita, non dico in Italia, ma sicuramente in qualche paese limitrofo, sicuramente, perché già si sente tutto ciò, si sente che si sta muovendo, per aggirare l'ostacolo non ci sono altre possibilità? E poi l'altra cosa, l'altro giorno ci ha detto che erano arrivati i vaccini di Moderna e che venivano distribuiti agli over 80. Questi vanno avanti? Sì, sì. Cioè, sono stati somministrati. Ah, sono già stati somministrati. In casa di riposo. Ok, però c'è casa di riposo dove comunque si poteva somministrare. Ok, ecco, e poi le faccio anche questa, siccome sempre nell'ambito dei vaccini, l'altro giorno avevo appunto, sembrava quasi che me la sentissi, avevo chiesto al dottor Flor se non era il caso, se ci potevano essere dei problemi con i richiami, con le forniture eccetera. Lui aveva detto no, e poi invece sono successe queste cose. Adesso proprio oggi, stamattina, si parlava addirittura che a livello internazionale si dice che il tempo tra la prima vaccinazione e la seconda e il richiamo è stato spostato addirittura, io ho fatto il calcolo, 120, insomma 3-4 mesi, adesso non mi ricordo, era in giorni. Stanno appunto trovando una soluzione a questo. Ecco, e pertanto mi domando se anche voi state valutando insomma queste due cose. Allora, no, noi applichiamo le regole che sono stabilite nell'autorizzazione AIFA rispetto alle vaccinazioni, al vaccino che viene autorizzato, EMA e AIFA. Per questo ho voluto invitare il professor Palù venerdì. Per quanto riguarda l'acquisizione diretta o anche diciamo un po' avventuriera su mercati fuori, al momento è impraticabile, perché il vaccino ce n'è di meno di quello che viene richiesto dalle singole comunità, per cui nessuno te lo cede. Cioè che vai, in Austria ti danno un bancale di vaccini, no, magari fosse così, ce ne andiamo a comprare. Noi abbiamo tentato di tutto, non se ne trovano. E considerate che Biden ha detto che in 100 giorni va a fare 100 milioni di vaccini, quindi che sarà un sacco di vaccino che gira negli Stati Uniti. Per cui praticamente la ditta sta facendo ovviamente delle forniture, ha privilegiato altri. Non lo so. Io so che ci hanno tagliato il 53% che è sufficiente. Grazie. Pete no, e poi Vanzan e chiudiamo. Parisi. Prego, siamo qua apposta. Le faccio magari ripetere delle cose che ha già detto Presidente. Ma, capisco l'esigenza. Torniamo, riprendo dalla scuola, ecco. Sulla scuola c'è una decisione, ci potrebbe essere una decisione del TAR. A quel punto la Regione che fa sulla scuola, e perché lei insiste sul fatto che il dato sanitario è decisivo per la decisione che lei ha preso di mantenerla chiusa fino a fine gennaio? Allora, l'apertura o la chiusura della scuola è strettamente legata ai dati sanitari e alle relazioni della prevenzione. Per quanto riguarda il TAR, dovremo vedere qual è la qualità del ricorso, portare le nostre argomentazioni ed eventualmente poi vedere le argomentazioni di una sentenza che può essere anche a favore, non solo contro. Ma però se ci fosse il TAR decide in ogni caso rispetto dal punto di vista giuridico sulla decisione di un'ordinanza regionale, può annullare l'ordinanza regionale anche su un tema sanitario come questo? Beh, in una regione come il Veneto, con questa situazione epidemiologica, è ovvio che il giudice amministrativo si assume una grande responsabilità e quindi noi dovremo vedere, qualora decidesse di farci riaprire, anche quali saranno le motivazioni di natura sanitaria, perché non le possiamo solo ricondurre al diritto di avere una scuola in presenza, che è un diritto assolutamente insindacabile, ma io spero che venga valutata la situazione sanitaria e siamo a disposizione del giudice amministrativo con i nostri tecnici per spiegare la situazione sanitaria. Sulla scuola ovviamente c'è un grande dibattito, lei ben lo sa, della questione giusto riaprire perché i ragazzi altrimenti non hanno la possibilità di avere un'attività didattica frontale con gli insegnanti e questo viene
a colpire una grande parte di studenti. Lei dice però prevale l'aspetto sanitario. In queste contraddizioni, in questo dibattito, lei cosa può dire ancora di più su questo aspetto? Cioè, cosa ritiene importante? La scuola è un aspetto essenziale, ma cosa si può fare in una fase di questa situazione epidemiologica che c'è anche in Veneto? Ma guardate, partiamo da un presupposto, che il DPCM parla di scuola al 50% in presenza. Vuol dire che il DPCM dice che c'è un problema sanitario in questo paese, se no direbbe scuola al 100%. Da qui si capisce che la verità nessuno ce l'ha in mano, quindi bisogna basarsi solo su condizioni e su relazioni che parlino dell'aspetto sanitario. Sui vaccini, la questione dei vaccini è una questione appunto a livello in cui la Regione non può intervenire, lo spiegava, ma è però una questione europea, perché la partita è decisa a livello europeo. Allora che deve intervenire? Il Paese, l'Italia, l'Europa sulle pressioni da fare per quanto riguarda la mancanza, lo stop all'arrivo di vaccini dalla Pfizer? La provvista è una provvista contrattata con l'Europa e poi regolamentata contrattualmente da ogni singolo paese, da ogni singolo Stato membro. Oggi noi dovremmo ad esempio capire se gli altri paesi europei hanno avuto decurtazione come le ha avute l'Italia. Riguarda solo la Pfizer o sugli altri vaccini, le altre società che devono far arrivare, perciò per quanto riguarda il piano over 80 prosegue senza problemi, perciò? Sì, considerate che le forniture di Moderna ancora in questo momento sono basse, perché la fornitura nazionale è di 100.000 vaccini per gennaio e 600.000 vaccini per febbraio. Pfizer invece si era impegnato per 470.000 vaccini a settimana. Pfizer ha detto che entro la settimana dovrebbe risolvere il problema, così ho letto. Aveva detto anche che ci dava tutte le settimane i vaccini Pfizer. Secondo lei è solo un aspetto tecnico o ci sono altri aspetti dietro a questa scelta di Pfizer? Non lo so, perché io il signor Pfizer non l'ho mai visto in faccia. Allora avevamo ancora una Vanzani e ancora una Parisi. Presidente, scusi, voi ogni giorno come Regione ci mandate una tabella sulla quantità di vaccini che vengono somministrati. Sì. Quella di ieri sera riepilogava che la prima e la seconda fornitura dava il 100%, cioè il Veneto aveva fatto il 100% delle iniezioni, e la terza fornitura il 67,9%. Per l'accantonamento. Esatto. La percentuale invece del totale di dosi somministrate in Italia è 9,3%. La domanda è, lei, visto che ha parlato con il commissario per l'emergenza Arcuri, ha fatto presente che il Veneto ha somministrato il 100% da una parte e il 68% dall'altra, e che nel resto d'Italia neanche il 10%, e che quindi forse nel resto d'Italia ci sono tante dosi di vaccini? Ma l'ho fatta presente al punto tale che da 3 settimane che si discute su una mia proposta di garantire, se ricordate ve l'avevo accennato, di garantire esempio 2 settimane di magazzino ad ogni regione, e tutto il surplus non diventa più magazzino ma viene redistribuito per calibrare in base alla capacità vaccinale, però si rischia che si creino magazzini assurdi a livello nazionale. E devo dire a onor del vero che il dottor Arcuri nell'ultima riunione la scorsa settimana ha portato la proposta in discussione e ci siamo dati ci ha chiesto una settimana di tempo per renderla operativa. Poi è successo quel che è successo, poi non ce ne sono più. Senta, invece, ipotizzando che i vaccini ci siano almeno per i richiami per il personale sanitario, chi è una curiosità che arriva anche da personale sanitario stesso, chi fa il vaccino primo e secondo dose, poi deve fare lo stesso il tampone? Dobbiamo chiederlo, però nell'ottica dello screening perché no? Rappresenta anche fra virgolette uno studio epidemiologico, così evitiamo anche leggende metropolitane, no? Si era infettato, aveva il vaccino, vediamolo. Visto quindi verificherete se alla Regione, se dovessi decidere io o dare la mia opinione, io lo farei comunque, a tutti con lo screening a prescindere, così abbiamo anche più dati sull'efficacia del vaccino. È pur vero che ogni tanto ci arriva una notizia, aveva fatto il vaccino e poi si è infettata, erano positivi. Vi ricordo che la prima dose non dà una copertura al 100%,
Cioè, è super fiacca la prima dose, è la seconda che dà la botta di produzione anticorpale, per cui uno può vaccinarsi dopo 10 giorni e infettarsi. Cioè, la percentuale è l'80% di possibilità di infettarsi rispetto a prima che era il 100%. Con la seconda dose in teoria c'è una risposta al 95% e quindi hai solo il 5% di possibilità, ve la traduco, 5% di possibilità di infettarti, ma ti potresti sempre infettare. Parisi, poi chiudiamo. Ah no, Filippo, una battuta. Presidente, Doveva scrivere un libro, Filippo? Un diario. Tornando alla scuola e al ricorso al TAR, non ho capito, forse l'ha detto e me lo sono perso. Da dove è partito questo ricorso? No, non l'ho detto proprio, non lo so. Perché abbiamo sentito il comitato priorità alla scuola e dice che non l'ha presentato, quindi volevo capire. Ci sarà qualche benefattore che l'ha fatto per loro, senza dire niente. Non si sa da quale non lo città. so, no. Al di là delle battute non lo so. Ma guardate che è un diritto ricorrere. Cioè, quindi, anzi, io dico, piuttosto che stiamo qui a discutere e sembra quasi una contrapposizione, il giudice amministrativo è titolato per esprimere un parere che io chiedo che sia espresso in virtù anche dell'aspetto sanitario, che non sia solo roba da legulei per stare lì a parlare di cavilli, di DPCM. Tosato e chiudiamo. Sì, lettera di un gruppo di familiari che hanno dei genitori nelle case di riposo e che hanno appreso che tra gli operatori delle case di riposo diciamo, il rifiuto del vaccino si attesterebbe intorno al 20%, non proprio poco. Queste persone fanno presente che è un diritto rifiutare il vaccino, però è anche un diritto da parte loro mantenere i familiari, i genitori al sicuro da persone che non sono coperte. Non mi pare un problema banale questo. Lo dice, ne parla l'assessore che segue le case di riposo, anzi le segue da vicino. No, allora la vaccinazione non è obbligatoria, quindi è un diritto. Oggi non mi risulta che ci siano nessuna obbligatorietà di nessun tipo e che non scattino neanche provvedimenti, almeno su questo insomma non mi sembra che abbiamo sempre sentito questa cosa qui. Noi stiamo cercando di fare una campagna con le associazioni che gestiscono le strutture e farò un incontro fine settimana. Anche i sindacati si sono resi disponibili per cercare di far passare il messaggio che è bene, visto che sono ambienti che devono essere protetti, che ci sia una forte adesione massiccia alla vaccinazione. Però oltre questo non abbiamo nessun'altra arma. Sì, dopo direi che se la popolazione aderisse non all'80 ma anche al 70% avremo l'immunità di gregge, per cui comunque se possiamo dare una rassicurazione è altrettanto vero che già se sono vaccinati tutti gli anziani abbiamo il primo obiettivo raggiunto. Se poi vacciniamo anche gli operatori meglio ancora, perché riduciamo drasticamente. Se poi restano anche in pochi è meglio che restino in pochi piuttosto che in tanti da vaccinare. Sì. Bene, grazie. C'è Anna Maria Parisi. Scusa. Per l'assessore Lazzarin dopo. L'assessore Lazzarin, prego. Ecco. Sì, Assessore, buongiorno nuovamente. Ci arriva una segnalazione tra le tante, abbiamo scelto questa, da Fonte, quindi in provincia di Treviso. Ci scrive una famiglia che dice che ha il fratello di 35 anni che è in attesa da 6 mesi di un'operazione di nefrostomia ad un rene. E dice che questo intervento doveva essere fatto già 6 mesi fa, visto che la sacca che sta indossando deve essere tolta ogni 6 mesi, quindi con questa cadenza. Però prima a settembre l'intervento è stato ogni volta posticipato e quindi dice che il fratello è in condizioni molto disperate, anche perché... Ma posticipato, scusa, in che ospedale? È stato all'ospedale San Bassiano, perché è stato posticipato prima il 2 novembre a causa di uno sciopero degli operatori di sala, poi il 29 dicembre a causa di chiusure dei reparti come a settembre. Io quello che posso dire mi sembra strano, perché un'operazione di questo tipo rientrava nelle operazioni che comunque non sono le operazioni sono programmate ma urgenti in un certo senso. Gliel'hanno posticipata più volte. Se abbiamo riferimento provo a fare una verifica puntuale. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, buongiorno, buon lavoro.